40 anni di poesia, amicizia, impegno, passione. Si può sintetizzare così il premio di poesia sarda di Posada, che sabato 12 agosto ha festeggiato i suoi primi 40 anni. Uno dei premi più longevi in Sardegna, che nel tempo è migliorato proprio come un buon vino, grazie al lavoro quasi quotidiano durante l'anno del comitato organizzatore sotto la presidenza del poeta Ignazio Porcheddu. Ad agosto questo premio accoglie i poeti, gli amici, i simpatizzanti per trascorrere una giornata all'insegna della poesia e dell'amicizia sincera, vera. Un traguardo di tutto rispetto, quello del premio Posadino, che ha sempre mantenuto un'identità precisa, il sardo protagonista, sia con le poesie, scelte da una giuria di qualità presieduta dal poeta Giovanni Piga, cittadino onorario di Posada, sia con la testimonianza di tutti i partecipanti a vario titolo. E non ha fatto eccezione questa edizione dedicata al poeta posadino Ignazio de Palmas. Assieme ai decani della poesia Giuseppe Tirotto di Castelsardo, primo premio nella sezione versi sciolti, e Gian Gavino Vasco di Bortigali, primo nella sezione in rima, sono stati premiati anche i ragazzi delle scuole. Un passaggio di consegne quanto mai necessario per preservare la lingua e la poesia.